Cividano è una ville, ma è un ponte di città, uno dei borghi più belli, carichi di storia, di antichità, di leggende e bellezze naturalistiche del Friuli e dell'Italia. Fondata da Giulio Cesare, Cividale è un bene patrimonio UNESCO per essere capitale del primo ducato longobardo in Italia e ha luoghi unici come il Tempietto Longobardo, l'Ipogeo Celtico, il monastero di Santa Maria in Valle, il Duomo e il Museo Archeologico Nazionale a Palazzo dei Provveditori Veneti, costruito su progetto di Andrea Palladio, sede anche della biblioteca storica, già capitolare, col suo ricco fondo di codici antichi che vanno dal V al XVII secolo, dove noi andiamo a scoprire una pagina particolarissima raccolta in un volume che assieme ad altri lo si trova anche in rete, in formato digitale. Il Salterio di Egberto, Codex Gertrudianus, tra le punte della produzione del monastero di Reichenau del 980 circa e che attraverso vari lasciti arrivò nelle mani del patriarca Bertoldo che, secondo tradizione, lo donò al capitolo di Cividale. Noi ci perdiamo ad ammirare questa miniatura che vede troneggiare Davide Salmista su questo sfondo rosso a fantasie di colori sgargianti, in una espressione ieratica piena di pathos. Tiene in braccio una lira, un kinnor d'oro a 6 corde rosse per una iconografia che ha fatto scuola a tutte le epoche successive, con tutte le varianti del caso, a volte con il salterio, l'arpa o altri cordofoni. Profeta e re di Israele, autore dei Salmi, Davide è come un Orfeo cristiano e lo si vuole spesso suonare o accordare lo strumento circondato da animali selvatici oppure da cori e musici capace con la musica di cacciare via i demoni. Non resta che venire a Cividale, a Forum Iuli, per ammirare queste e altre bellezze, una città che ha dato i natali o casa ad altri molti illustri musici, tra cui Paolo Diacono, Antonio da Civitate, Giovanni Battista Candotti e Jacopo Bartolomeo Tomadini.